È uno dei tanti misteri che nella stagione 90-91 l'Acquavera insieme alla FIGC del CONI istituirono questo trofeo Acquavera. In pratica le società dilettantistiche hanno avuto la possibilità di realizzare uno stadio attraverso un finanziamento di 1 miliardo e 200 milioni di allora, 400 milioni per 3 società appunto di calcio. L'allora formazione denominata Nuova Akragas conquistò il premio, 400 milioni appunto per uno stadio da realizzare. Come tutte le cose che caratterizzano questa città, fu un premio sulla carta perché nonostante la vittoria finale conseguita allo Stadio dei Marmi di Roma, la società non usufruì del premio perché non fu individuata l'area dove appunto realizzare il campo di calcio e di conseguenza i 400 milioni tornarono nuovamente nelle casse dell'Acquavera, della FIGC e del CONI. Dunque, questo libro praticamente parla del torneo del periodo 90-91, quando in Serie A ci fu una grande sorpresa, lo scudetto della Sampdoria di Viale di Mangini e dell'allenatore Boscov. Fu veramente esaltante perché quella era una squadra fortissima, già da qualche anno lo dimostrava, mi sembra che aveva vinto qualche anno prima la Coppa delle Coppe, se non sbaglio. Quindi comunque diciamo, fu il campionato dopo Italia 90 e quindi diciamo, ma più che altro questo libro l'ho fatto per ricordare il periodo in cui ad Agrigento ci fu un evento, la vittoria del trofeo Acquavera della squadra di terza categoria, la AS Akragas, perché la squadra quella maggiore era l'Agrigento Interland, fondata da Filippo Lentini, però in Serie D non fece un campionato mediocre. Invece quella squadra di terza categoria non solo vinse il campionato, ma andando in seconda categoria, ma vinse questo torneo che fu una cosa importante, solo che purtroppo come ad Agrigento succede tutto e contrario tutto, praticamente poi non se ne fece nulla perché il comune a quanto pare non diede l'indirizzo a un terreno che avevamo portato per costruire lo stadio e quindi si sono persi i soldi, sono tornate al mittente. Ma io con l'occasione voglio dire che lo stesso successe pure per l'impianto di illuminazione, che io mi ricordo, io ero funzionario del comune, mi ricordo, sentivo dire che avevano stanziato 500 milioni per l'impianto di illuminazione, purtroppo per motivi di sovrintendenza, che non c'era un accordo tra comune e sovrintendenza, praticamente non hanno voluto dare nulla osta e quindi si è perso il finanziamento di 500 milioni. Ecco perché poi questo, diciamo, è stato anche la causa antica, la causale antica degli sfasci degli ultimi anni. Ma per me l'esperienza australiana, dico, è stata una delle più belle esperienze che ho vissuto sia nel mondo sportivo che sia nella vita, perché l'Australia è un posto meraviglioso. In più se aggiungiamo che diciamo, sono stato 3 anni, ho fatto 3 campionati, ho vinto 2 scudetti, di cui il terzo l'ho perso in finale nel 90, proprio nel 90. Hai mancato il triplete? Avrei fatto il triplete, almeno potevo rispondere agli interisti con il triplete. Comunque è stata una bella soddisfazione perché, come ti ripeto, sia per il modo di vita che a livello sportivo, perché io fino a 3 anni fa ero l'unico giocatore italiano ad aver vinto 2 titoli in terra straniera, dalla prima alla Serie A, dai giocatori dalla prima categoria alla Serie A. Adesso sono aggiunti vari Verratti, Sirico, Criscito e sono il 4º giocatore. E dire che in Australia tutti parlano, dice vabbè ha vinto in Australia, ma in Australia sono stati giocatori come Del Piero, Graziani, Benny Carbone.